Buongiorno Notizia. 6 minuti dopo le 9 torniamo in diretta da studio e parliamo adesso di viabilità e dei problemi ad essa connessi. Blog Sicilia parla di tangenziale di Catania, chiusura degli svincoli zona industriale nord e A19. ANAS ha infatti comunicato che nell'ambito degli interventi di sfalcio e erba nei prossimi giorni sarà necessario procedere alla chiusura delle rampe di alcuni svincoli. In particolare nella giornata di oggi saranno chiuse alternativamente le 4 rampe in ingresso e in uscita dello svincolo zona industriale nord. Domani e sabato saranno invece chiuse al traffico sempre in maniera non consecutiva le rampe dello svincolo di connessione con l'autostrada A19 Palermo-Catania, fatta eccezione per la rampa in direzione Palermo per i veicoli provenienti da Messina, sulla quale le lavorazioni sono state eseguite nei giorni precedenti. Inoltre questa sera dalle 20:30 sarà chiusa la rampa di immissione dalla A18 direzione diramazione di Catania verso Siracusa per lavori di pavimentazione. ANAS raccomanda prudenza nella guida e ricorda anche che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web stradeanas.it, quindi attenzione anche per chi si mette sulla strada in queste particolari arterie. Siracusaoggi.it parla di un diverso problema, quello della Siracusa-Catania con le gallerie al buio. ANAS annuncia nuovi interventi con l'uso di alluminio e non rame. L'autostrada, che una volta era la più sicura d'Italia, ha da anni un problema: i ladri di cavi di rame. Con i loro raid hanno infatti lasciato le gallerie della Siracusa-Catania al buio in tutto o in parte. ANAS, che di quel tratto ha la titolarità, annuncia adesso nuovi interventi di manutenzione per riportare la luce nei 2 tunnel attualmente al buio e promette di cambiare conduttore dal rame al meno nobile alluminio per scoraggiare i ladri di oro rosso.